Ciao ed eccomi qui per farvi la recensione di una delle nuove Cutie Palette che sono uscite di Nabla. Io ho preso quella Platinum. Allora, mi è arrivata in questa confezione qui di Nabla, così, e così. E questi sono i tre prodottini. Adesso li andiamo a vedere uno per uno. Beh, intanto la palette è in questa confezione trasparente, c'è dentro la palette. Allora vi mostro subito la palette. È fatta così. Di queste tre nuove uscite ho preso questa qui perché la cosa, beh, c'è sempre il fogliettino qui in plastica che divide i colori dallo specchio. Per questo grigio qui vi dico subito il motivo principale per cui ho preso questa palette. Vi devo dire che questo grigio sugli occhi ha una luce che non ho mai visto in altri ombretti. Sono veramente soddisfatta di aver preso questo, di avere questo ombretto. Comunque la palette è così, c'è uno specchio che è molto utile per truccarsi, ci sono 6 cialdine colore. La palette non la piego di più perché ho paura che si rompa, comunque è cartonata. E queste qui sono tutte le colorazioni, ci sono due opachi, questo e questo è opaco, gli altri io li definisco tutti shimmer. E quello che mi ha con quello più fantastico, beh, potete vederlo anche qui dalle cialdine, com'è questo grigio argento, com'è. Poi, visto che ho preso il kit, perché si potevano prendere o le palette separatamente o i rossetti separatamente o la novità dei matitoni ombretto separatamente, io ho preferito prendere tutto il kit che riguardava la linea Platinum, anche perché a parte il matitone qui che lo vedo chiaro, diciamo che come matitoni se dovevo scegliere tra i tre che ci sono avrei preso quello marrone, perché sono abituata a pensare all'idea marrone perché potevo più utilizzarlo anche come eyeliner, mentre questo qui è di un colore chiaro che adesso forse neanche in questo caso fate fatica a capire. Io l'ho messo qui nella rima inferiore interna, sì, perché questo è un ombretto in stick da mettere anche qui sopra, ma si può utilizzare anche all'interno dell'occhio ed è fatto così. Qui sotto si gira, esce sempre la punta. Se eventualmente la punta si arrotonda troppo nell'utilizzarlo, da questa parte, se riesco, c'è il suo temperino per avere sempre la punta fatta, e questa la trovo molto bella come idea. L'unica cosa è la colorazione che... Allora, per me che amo le colorazioni chiare ci può anche stare, perché qui l'ho messa qui nella rima inferiore e ci può anche stare. Poi se proseguite nel guardare i video, il primo look avevo provato a utilizzarla qui nella palpebra mobile, e vi devo dire che mettere questo nella palpebra mobile come ombretto pieno e poi eventualmente farci una riga di eyeliner, vi devo dire che come idea non è niente male. Un eyeliner nero o marrone ci sta benissimo utilizzandola come un classico ombretto. Io nella clip l'ho utilizzato come base trucco, però vi devo dire che sinceramente, passando anche nelle ore, perché il trucco me lo sono tenuto su diverse ore, non ho visto nessuna differenza, per cui valga la pena prendere questo per utilizzarlo come base per gli ombretti. Però se pensate di utilizzarlo come semplice ombretto in stick per poi farci una riga di eyeliner nero o marrone o di che colore vi sembra vi sentite più propense a fare, non è niente male come idea. È super morbido e si sfuma super facilmente. Poi un'altra cosa che sempre mi è piaciuta e questa sarebbe la confezione, sarebbe questa di questo matitone. Mentre un'altra cosa che mi è sempre piaciuta di questa collezione,
che ho preso il platino è per il colore del rossetto, che sarebbe quello che ho su adesso, che per me è la colorazione che uso di più, è il classico nude, nude malva che porto tranquillamente, mentre le altre due colorazioni uno era su un nude nocciola, rosato, aranciato, chiaro, e su di me lo vedevo troppo chiaro. Questo è quello che ho preso, che era l'ideale, mentre l'altro è ancora più scuro, va verso il lampone scuro, per cui sinceramente è un colore che riuscirei a portare più difficilmente, anche perché questo rossetto sarebbe uno di quei rossetti che mi metto tranquillamente anche per andare fuori a mangiare, perché sono tranquilla che anche se mi va via un po' per uso naturale del cibo, riesco a fare semplicemente così oppure eventualmente una ritoccata leggera, riesco a continuare ad avere un bel effetto di rossetto. E eccoli qui comunque i tre prodotti di questa palette, di questa collezione, perché di per sé è una collezione divisa in tre collezioni se si vuole prendere il kit. Ok, io adesso vi lascio alla visione dei due trucchi che sono riuscita a realizzare, di cui il primo, che è giusto nella prossima clip, ho proprio utilizzato questo, così vedete che svamp di luce è. In questo caso sono truccata con la seconda clip che ho fatto, che sarebbe che ho utilizzato questo e questo, perché lo sto registrando il stesso giorno. Come piega e qui alla fine dell'occhio ho sempre messo questo e questo, che sono gli unici due colori opachi. Ok, vi lascio vedere il resto del video. Ed eccoci qui per la prima clip con questa palette. Allora, per prima clip volevo fare lo stesso trucco sia su un occhio che sull'altro. L'unica differenza è che su un occhio io ho già messo il primer occhi, però su un occhio volevo mettere come base questo ombretto in stick che c'è qui. Allora lo metto direttamente così con lo stick e poi lo sfumo così con il dito. Ed ecco messo questo ombretto in stick. E che diciamo che mettere questo ombretto in stick così e fare in una semplice linea di eyeliner penso che possa essere una bella idea. Allora adesso iniziamo con il mettere il colore di transizione. Allora, come colore di transizione utilizzo questo marroncino. Ne prendo poco perché non ho la più pallida idea di quanto possa colorare. Diciamo che rispetto a quello che mi aspettavo è anche più leggero. Alla fine lo metto un po' dappertutto. In questa piega lo porto anche in alto, visto che non c'è un colore panna di transizione, lascio qui la transizione con il primer e ci aggiungo direttamente questo ombretto. Beh, diciamo che da questo lato o che ho preso più colore o cosa, questo è senza l'ombretto in stick, mi dà l'impressione che questa transizione si noti di più. Per quanto riguarda l'angolo esterno parto con questo, che sono gli unici due colori opachi. Forse sul pennello neanche lo vedete, e inizio a fare l'angolo qui esterno. Diciamo che è una bella botta di colore. Con due passate io ho già questo effetto.
Io li trovo veramente pieni di colore. Ok, adesso pensiamo all'angolo centrale, perché volevo giocare con questi due grigi. Beh, questo è, credo che sia super brillantinoso, questo è più scuro, allora questo pensavo di metterlo più verso centro esterno, questo più verso l'interno come punto luce. Questo è il colore più scuro, che lo inizio a mettere così, che mi sa che se lo prendo con il dito, questa sarebbe la colorazione. Sarà forse questione di abitudine, però con il dito ci lavoro meglio, specialmente qui la parte centrale dove non ho spazi piccoli come l'interno qui dell'occhio e non ho paura di fare confusione con i colori. Provo anche sull'altro occhio, che quest'occhio non ha nessuna base a parte il primer. Sì, è più o meno è la stessa cosa. Sì, colora, ma mi sa che con le dita mi ci trovo meglio. Fino ad adesso questo è l'occhio con sotto la base di colore dell'ombretto in stick. Questa non c'è niente, a parte il primer classico che utilizzo con tutti gli ombretti, però non vedo granché differenza. Adesso passo direttamente al grigio, quello più luminoso, che è anche il motivo per cui ho preso questa palette. Tocco di luce immenso. Cioè messo con il pennello, e guardate qui che luce, veramente qualcosa di eccezionale. Vi devo dire che messo con il pennello una luminosità di questo tipo, veramente che mi ricordi, io non ho nessun ombretto che faccia questo effetto. Adesso volevo fare un po' di riga anche qui sotto, sempre con il colore scuro, però prima volevo farvi vedere che nel mio caso non ho fatto nessun tipo di fallout. Adesso prendo un pennellino così a punta e vediamo se riusciamo a fare un po' di riga su entrambi gli occhi qui sotto. Prendo il colore proprio di punta, faccio proprio così sopra la cellina, sbatto l'eccesso e mi giro il pennellino giusto da fare una riga qui vicino alle ciglia. Ecco l'effetto soft, ma un po' c'è. Ok, forse di qua l'ho fatta più piena e di qua meno. Adesso mi guardo meglio nel specchio qui sotto. Metto il mascara, che sarà sempre Casa Nabla, il Major Play Azul, e poi torno. Eccomi qui, mascara messo. Questa qui sarebbe la parte in cui sotto ho provato a mettere questa base. Vi devo dire che non vedo quella differenza da dire sì, fa un effetto diverso mettendo questa base. Cioè più o meno, perché adesso è anche l'effetto di come mi giro, però davanti allo specchio qui davanti mi darebbe l'impressione di essere più luminoso questo lato, però non so se sia un effetto che ho messo un po' più di grigio. E sinceramente non credo che sì, a parte questo effetto che si può dire che quest'occhio risulti più luminoso, non saprei, non saprei dirvi nient'altro, perché poi non so se sia, come vi ho spiegato, l'effetto che forse ho fatto meno, sono stata con meno colore da questo lato del grigio. Comunque questo è l'effetto, mi allontano
mi allontano, eccomi qui. Allora, sulle labbra ho messo sempre il rossetto del kit, che non so come si chiama, no, c'è solo scritto Lipstick Platinum, e questo qui sarebbe il rossetto. Vi devo dire che dei 3 rossetti, di cui quello di questo kit è quello che mi piace di più, perché uno era troppo chiaro aranciato, l'altro era troppo violaceo, melanzana scuro, diciamo, e di tinta lampone scuro, cioè diciamo che l'altro non mi piaceva perché era troppo scuro, anche come rossetto. Questo è stato il rossetto che mi ha convinto di più, per cui oltre ad avermi convinto il colore grigio, c'è stato anche il rossetto che mi ha portato ad acquistare questo kit. Ok, primo make up, perché è veramente il primo make up che faccio, io adesso me lo tengo su fino a stasera, così vedo se c'è qualcosa da dirvi, che eventualmente ve lo lascio detto o all'inizio o alla fine della recensione, perché è la prima volta che la utilizzo questa palette. Mi sono truccata ora per la prima volta con questa palette. Ok, ci vediamo nella prossima clip, anche perché ho altri 2 colori che non ho ancora usato, praticamente questo e questo li devo ancora usare. Ed eccoci qui per un'altra clip con un po' di cambio luce, perché da adesso, aspettate, volevo inquadrarmi il dito da questa parte di qua ho la finestra aperta, per cui vediamo che effetto fa. Ho lo stesso le luci qui davanti di me, ho lo stesso le luci, però volevo provare a girare questa clip con le finestre aperte. Allora, di base ho già messo il primer occhi, la piega e la confine qui dell'occhio, perché la parte esterna, perché ci sono solamente questo e questo come colore opaco, per cui ve l'avevo già fatto vedere nella clip precedente, io in questo caso me li sono già messi. Adesso sulla palpebra mobile volevo mettere questo, diciamo nel centro qui della palpebra mobile, e verso qui come punto luce provare questo. Allora, questo è il colore più scuro e provo a metterlo qui con il pennello. Per scrivere scrive, sì, per andare anche più velocemente per una mia abitudine faccio con le dita, e vi devo dire che non è niente male neanche questa colorazione. Adesso prendo quello più chiaro, questo qui, con il pennello. Questa sarebbe la colorazione, e lo metto qui nella parte iniziale dell'occhio, quasi che dovesse fungere da punto luce. Ed ecco, ho messo anche questo ombretto. Sì, si nota, specialmente se mi giro così, che qui c'è questa parte di un altro colore, però lo aspettavo più chiaro, però comunque questo è il risultato. Metto il mascara e torno. Ed eccoci qui con il mascara messo. Beh, questa è la parte dove punta anche la finestra aperta, questa invece è più la parte dove puntano le luci artificiali. Comunque questo è il risultato di anche questo make up, in cui ho utilizzato tutti e 6 le colorazioni. Mi allontano un po', beh, come mascara e rossetto ho continuato a utilizzare quello della collezione. Una cosa però adesso mi sono accorta che non mi sono messa, e vi riavvicino qui, perché questo matitone si può mettere anche nella parte interna dell'occhio, sia sopra che sotto. Allora io adesso volevo prendere questo matitone, e se ce la faccio a non fare danni, volevo mettermelo qui nella parte inferiore dell'occhio, qui sulle rima qui. Forse non sono neanche inquadrata. Adesso vedete un occhio, provo a rifare un'altra passata così.
Quest'occhio l'ho messo qui nella rima inferiore, questo lo devo ancora mettere. Eccomi qui che ho messo questo matitone anche qui sulla rima inferiore di entrambi gli occhi. Sopra non me la metto perché mi pizzica e cerco di evitare di farlo. Comunque vedete un po' l'effetto, vi ho fatto vedere anche prima da occhio messo ad occhio non messo più o meno com'è l'effetto di questa di questo matitone. Adesso non me ne ricordo più, comunque ho continuato a mettere sia il mascara che il rossetto, sempre dei prodotti di... Questo fa parte della collezione, questo è il mascara di Nabla e questo sarebbe il risultato per anche questo trucco ed ecco utilizzati tutte e 6 le cialdine di questa palette. Ci vediamo dopo per la recensione finale, anche perché volevo un attimo cambiarmi. Ed eccomi qui, dopo avervi fatto vedere le clip di come ho utilizzato questi ombretti, vi devo dire che come vi avevo già anticipato all'inizio del video, che questa palette per me è quella che mi ha più soddisfatta, anche perché le altre colorazioni erano più sui classici toni che trovo anche non dico che trovo in altre palette perché poi cambiano i toni, c'è sempre qualcosa di diverso di altre palette, però tenete conto che io ho anche appena preso la Maresi di Anastasia Beverly Hills e pensando che già con quella palette ci sono vari tipi di colorazioni, mi sembrava che prendere le altre due fossero troppo vicini come colorazioni, mentre questa rispetto al mio ultimo acquisto è veramente qualcosa di diverso, per cui ho preferito prendere questa palette. Vi lascio adesso agli swatch di questa palette. Allora faccio 2 foto, una foto della prima riga e una foto della seconda riga, così li prendo più da vicino e li vedete più da vicino. Poi su un'altra foto vi metto lo swatch del rossetto e anche lo swatch del matitone, perché come penso di avervelo detto io ho preso il kit completo, visto anche lo sconto che c'era nel prendere tutti insieme. Allora, vi ho già detto che questa palette mi piace, sono felice di aver optato per queste colorazioni. Per quanto riguarda il rossetto, lo trovo super confortevole, non mi tirano le labbra, il colore dura, per cui a me piace come rossetto. L'unica cosa che subito è diventato un nì, però anche forse anche no, perché come vi avevo anticipato, mettendolo come base colore, facendo come un ombretto unico con questo e poi fare una linea di eyeliner, l'idea non è niente male e ci potrà, oppure senza utilizzare l'eyeliner fare la base colore completa con questa colorazione a palpebra piena e poi con questo colore con pennellino angolato di questo tipo fine, con questo colore fare proprio l'effetto eyeliner. Vi devo dire anche con questo colore, tutto da provare anche con questo, di fare proprio l'effetto eyeliner. Vi devo dire che l'idea non è niente male. Ok, questo è il mio ultimo acquisto che ho fatto e con questa palette intanto vi saluto qui. Aspetta, palette, però ci sono anche questi prodottini nuovi. Io vi saluto qui e ci vediamo al prossimo video. Ciao!